Una questione quanto mai spinosa che fa discutere i tribunali del Veneto. Il protocollo che di fatto detta nuove regole nei ricorsi dei richiedenti asilo non è passato inosservato nemmeno a Treviso. A scatenare la polemica è la richiesta ai legali dei richiedenti asilo che si recano in tribunale con i loro clienti a esibire un certificato medico di buona salute. Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Stefano Pietrobon, che spiega che in passato si è trovato a difendere persone con malattie particolari. Mi è stato sempre detto prima, cioè chi lo accompagnava, quindi la polizia penitenziaria o gli agenti di polizia, mi avvisavano del fatto che la persona poteva avere una determinata patologia, adottavi quelle precauzioni minime del non avvicinarsi troppo, evitare contatti diretti, perché non sapendo il tipo di malattia e le modalità di trasmissione, chiaramente, insomma, precauzioni che finora evidentemente mi hanno sempre assicurato di vivere serenamente. Da un punto di vista procedurale, spiega Pietrobon, imporre ad un avvocato di munirsi di un certificato medico e quindi farsi carico di una responsabilità così marcata mi pare, dice, un eccesso di potere. Poi aggiunge: potrebbe essere letta come manifestazione di un preconcetto da parte di un giudice. Ora, pensare a un giudice animato da un preconcetto è quasi una contraddizione in termini. Sulla questione, il presidente della regione Luca Zaia aveva invece difeso il protocollo considerandolo sensato e tutt'altro che discriminatorio. La vicenda continuerà sicuramente a far discutere.